Prepariamo la pignolata. Battiamo le uova con lo zucchero. Adesso scioglieremo la sugna. Aggiungiamo il limoncello, 6 cucchiai. Andiamo a mescolare il tutto. Stiamo aggiungendo la sugna che sia un pochettino raffreddata e continuiamo a mescolare così da amalgamarla insieme a tutto l'impasto. Aggiungiamo il lievito. Stiamo facendo la dose per 2 kg di farina questa. Ci sono 12 uova, 2 bustine di lievito per dolci, 200 g di sugna, limone, 400 g di zucchero. Adesso piano piano andiamo ad aggiungere la farina, a poco. Bisogna amalgamarla piano piano. Procediamo. Il nostro panetto lo andiamo a tagliare in piccole parti che andiamo a stirare come dei bastoncini e poi la andiamo a tagliare a pezzettini in modo da metterla qua in un piatto con della farina e trasferirla nell'olio caldo. Questa è la frittura. Quando l'olio inizia a bollire un po', si mette la pignolata, si dà una girata quanto viene omogenea. La pignolata è pronta. Io ho messo il miele. Abbiamo riscaldato un pochino. Completiamo come? Con delle scorzette di arancia, zucchero a velo e cannella. Ecco, pronta per gustarla. Gustatela, che è la più buona della Sicilia.